Ciao a tutti e buongiorno. Eccoci al nostro appuntamento con musica e canzoni con me, che sono John, che faccio parte dell'associazione Un Sorriso in Più. Ho detto canzoni, ma in realtà parliamo nella mia rubrica parliamo dei testi delle canzoni, nella mia rubrica settimanale, dove io giro dei video che sono destinati agli anziani nelle case di riposo, per farli sentire meno soli e per farli sentire la nostra vicinanza in questo momento brutto che stiamo attraversando. Veniamo a noi. Oggi vi propongo una canzone che sicuramente la conoscerete tutti. È una canzone che ha un testo d'amore, che è considerato il testo d'amore più rappresentativo di tutta la musica della canzone italiana. Vi dico solo il titolo. Il titolo è Il cielo in una stanza e vedo già i vostri volti sorridere perché ve la ricordate sicuramente. È una canzone composta da Gino Paoli e Mogol, interpretata da Mina, che poi non voleva neanche cantarla perché non gli piaceva, non era molto d'accordo, era stata molto titubante, ma poi ha dovuto cedere alle pressioni della casa discografica. Bene, ne venne fuori con la sua interpretazione stupenda, un successo tremendo, perché è stata nell'hit parade del 1960 per quasi un anno. Dopo di lei, questa canzone la cantò naturalmente Gino Paoli, che è l'autore, ehm, la cantò Connie Francis. Ve la ricordate Connie Francis, quella bella e brava cantante francese? La cantò Giorgia, la cantò Battiato, la cantò Ranieri. Beh, ultimamente io l'ho sentita una bella interpretazione di Marika Yan con la sua voce calda e sensuale. Una bella interpretazione, mi è piaciuta. Ora parliamo di questa canzone. La canzone è una canzone d'amore, dove due innamorati si trovano soli in una stanza e in questi momenti di abbandono ci si trova fuori dallo spazio, fuori dal tempo, tutto quello che ci circonda non conta più niente, svanisce. Si vedono soltanto cieli e alberi infiniti, alberi altissimi, infiniti, e soltanto il suono di un organo che suona nell'infinità del cielo. Ora, siccome ritengo che questa canzone sia una poesia, ve la recito e sentirete quanto, ehm, ehm, quanto è delicato e romantico questo testo. Come vedete, alle mie spalle c'è un albero, appunto abbiamo parlato di alberi immensi, di alberi. C'è un albero, se l'avete visto, guardate che colori meravigliosi, è un giallo meraviglioso. Bene, questo è una ginkgo biloba. Vi racconto solo, diciamo che facciamo una piccola parentesi. La ginkgo biloba è un albero che ha resistito alla bomba atomica. Quando a Hiroshima è scoppiata la bomba atomica, dopo un anno, dove tutto era bruciato, dove tutto era distrutto, solo la ginkgo biloba ha fatto i primi germogli. E poi c'è un'altra particolarità. Adesso andiamo. Io prendo una foglia, qualsiasi, la vedete? Questa foglia è molto bella, è un'aghifoglia perché è fatta da tanti aghi messi assieme. La particolarità di questa foglia, un pittore per esempio l'ha dipinta e sapete come l'ha intitolata? L'imperfezione perfetta. Sapete perché? Adesso prendo un'altra foglia a caso.
sembra uguale, ma non lo è. Vedete la frastagliatura che è diversa. Ne prendo ancora un altro. Sempre perfetta come le altre, non ha la frastagliatura e quindi è la perfezione dell'imperfetto. Chiusa parentesi. Ora la canterò a modo mio come sempre, con la preghiera, l'ho già detto altre volte, non fate confronti perché non li posso reggere. La canterò, come ho detto, a modo mio, usando il termine circense, senza rete, quindi senza supporto strumentale. Come ho detto prima, questa canzone la considero una poesia e quindi la reciterò. Alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati, come se non ci fosse più niente al mondo. Suono un'armonica, mi sembra un organo che vibra, per te e per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me, nel cielo. Quando tu sei con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra, per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me nel cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra, per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me nel cielo. Bene, spero che il brano che ho proposto oggi sia stato di vostro gradimento. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio, che sarà il 23esimo. Ricordate sempre su Facebook o YouTube Un sorriso in più Family. Quindi un abbraccio e un bacio dal vostro John.